è mai stato interrogato dai carabinieri, dalla polizia, dalla Guardia di Finanza, dai pubblici ministeri? No, mai. Senta, prima ancora che il Campanella venisse a lavorare nella torrefazione, lei ha avuto modo di riscontrare un aumento della clientela, un aumento del fatturato? C'è opposizione alla domanda. Presidente, l'opposizione... Si ammette la domanda. Grazie. Chiedo scusa, io mi sono distratto, ma di Campanella ha parlato? Sono state poste domande al signor Sigari sul Campanella, io mi sono distratto qualche secondo fa. Sì, abbiamo chiesto se era un dipendente, no? Allora, può rispondere alla domanda, signor Sigari? La domanda era se... lei ha detto che da 10 anni lavora, quindi dall'86 a prima che il Campanella venisse a lavorare nella torrefazione. Lei ha notato un aumento della clientela, un aumento progressivo del fatturato? In quale periodo si riferisce? Dall'86 al 90. Beh, è normale, è una ditta commerciale. Senta, dal 93, quando sono stati arrestati i Lorè, a oggi, cosa è accaduto dal punto di vista commerciale? Ma ovviamente, essendo un'amministrazione controllata, abbiamo diverse difficoltà, ma per quanto riguarda la clientela non abbiamo perso clienti. Per quanto riguarda... Chi ha preso in mano le redini? Attualmente la figlia del senatore. Non ho altre domande per adesso. Pubblico Ministero? Lei dov'è che fa il piazzista esattamente? Come zone? Sì. Io ho parte di Catania e poi faccio la provincia di Caltanissetta, parte della provincia di Enna e Agrigento. Senta, per quanto riguarda la sua zona, l'incremento di cui lei ha detto prima dell'amministrazione giudiziaria, in che percentuali si è avuto? Guardi, come percentuale, posso dire, giustamente tutto dipende da noi, perché man mano che noi ci facciamo conoscere dai clienti, anche dai bar che non sono nostri clienti, il prodotto del caffè non è che si vende subito come arriva il rappresentante di Scendi il caffè, no. Ti devi fare conoscere Sì, giustamente. me ne rendo conto. Quindi questo avviene nell'arco degli anni, che man mano ti conoscono, fai provare il prodotto e cose e poi magari possibilmente... Siccome lei ha parlato di un incremento con estrema certo, sicurezza, normale, io le chiedevo, per quanto riguarda la sua zona, cioè quella... Io le stavo rispondendo perché se io faccio una nuova zona è ovvio che in quel momento è zero la vendita, giustamente. Più sono presente in una zona, più la gente mi conosce e più... è portata a consumare questo prodotto. Ecco, in percentuale per la sua attività che tipo di incremento ha avuto? In che percentuale l'ha avuto? Per quanto riguarda la sua attività? Almeno del 40-50%, perché giustamente... In che periodo? Io quando ho iniziato questo lavoro, la ditta mi ha dato determinati punti vendita di clienti, poi man mano sono cresciuti giustamente, da un X e siamo arrivati ora, di preciso non glielo so dire perché non ho questa... Cioè mi faccia capire, i clienti glieli prospettava la ditta? No, abbiamo avuto un portafoglio clienti giustamente che la ditta mi ha dato, io ho incrementato la zona, poi se devo andare a verificare di preciso quanto è stato questo incremento, non so darle una percentuale. Ho capito, il Campanella quando ha detto che l'ha conosciuto? Guardi, io essendo da circa 10 anni nella ditta, nel periodo in cui è stato lui, lì giustamente. Cioè quando? Non mi ricordo di preciso in quale anno è stato, 3-4 anni fa, non mi sto ricordando. Aspetti, oggi siamo nell'86, siamo nel giugno dell'96. 96. Siamo nel giugno del 96. 3-4 anni fa cosa significa? 92-93? Non mi ricordo di preciso l'anno che è stato nel periodo in cui è stato lui da noi. Non se lo ricorda? No, l'anno no. Senta, il signor Piscitello lei lo conosce? Certo, mio collega. Suo collega. Da quanto tempo lavora il suo collega alla ditta? Ma noi ci differenziamo di poco tempo, circa 9 anni penso. 9 anni e mezzo, 9 anni. Sì, più o meno lo stesso suo periodo. Sì, più o meno. Senta una cosa, il signor Campanella di che cosa si occupava esattamente all'interno della ditta? Ma lui è come ispettore, penso che fosse lì. Cioè, pensa o ne è sicuro? Almeno come ispettore. Ma aveva un ufficio, un qualcosa dove espletava questa sua mansione, il signor Campanella?
Guardi, questo non glielo so dire perché io personalmente quando avevo dei problemi da discutere di ditta commerciale ne parlavo sempre con il signor Lorè. Lorè chi? Filippo. Filippo. Senta, e il ruolo, il compito dell'ispettore qual è? Ma più o meno una ditta commerciale è quello che dovrebbe fare da intermediario per quanto riguarda problemi, cose che ci sono nella ditta tra... Fra chi? Fra chi? Tra la ditta stessa e il cliente. Penso. Risolvere dei problemi commerciali. Ma l'ispettore deve avere rapporti con voi rappresentanti, lei è piazzista? Certo, coordinare un po' il lavoro. Ora, per quanto riguarda la sua attività, quante volte ha avuto a che fare con il signor Campanella per coordinare la sua attività? Ha già risposto, Presidente, c'è opposizione, ha detto che lui aveva rapporti soltanto con Filippo Lorè. Esatto, stavo per dire la stessa cosa. Si rigetta comunque l'opposizione. Cioè, allora cosa voleva dire? Le ho fatto la domanda alle Sì, che io rapporti diretti non ne ho avuto mai con il signor Campanella, sempre con il signor Filippo Lorè ho avuto i rapporti. Lei ha detto, forse io mi distraggo facilmente oggi, ma ha detto dove stava il signor Campanella quando era all'interno dell'azienda? Cioè c'aveva un ufficio o qualcosa? No, che io ricordi no. No. E lei quante volte l'ha visto all'interno dell'azienda il signor Campanella? Pochissime volte. Ricorda più o meno il periodo? Il periodo in cui era assunto lì, non lo so di preciso, mi sto ricordando se era il 90, 91, 92, non mi ricordo. Senta, Esposito chi è? Un mio collega. Un suo collega. Da quanto tempo Esposito lavora? Ma su per giù lo stesso periodo, perché siamo venuti con Piscitello e Esposito a differenza di 3, 4, 5 mesi uno dall'altro. Senta, lei sa se Esposito ha avuto rapporti con il signor Campanella? Presidente, c'è opposizione, Esposito è indicato come teste, se abbiamo domande da fare, facciamo a lui. Si accoglie. Senta, lei sa se il signor Piscitello ha avuto rapporti con il signor Campanella per l'attività? Opposizione, Presidente. Il teste Piscitello ha deposto una... Si accoglie l'opposizione. È che non devo ridere questa sulla credibilità. Senta, quali erano i problemi che aveva lei come piazzista e che doveva discutere con il signor Filippo Lorè? Ma solitamente quelle che si possono avere nell'impostare la vendita di un prodotto. Il cliente più o meno se problemi di macchina espressa, tutte queste cose qui. Per quanto riguarda insegni, se potevamo fare ad esempio un insegno oppure potevamo dare incomodato una macchina espressa, oppure problemi, siccome il caffè deve essere compatibile con la temperatura delle macchine espresse oppure dei macinini, quindi avevamo bisogno del meccanico, quindi dovevamo concordare il discorso meccanico o insegnista o queste cose qui. Quanto siete in tutto i dipendenti dell'azienda, lo sa? Mi sembra tra amministrazione, rappresentanti e altri 14-16 persone circa. Lei sa se qualcuno di questi dipendenti ha avuto rapporti o è stato coordinato dal Campanella per l'attività in questione? No, Opposizione, Presidente. Questo può rispondere. Cioè, può ho rispondere. risposto, ho detto no, non mi risulta, non lo so. Senta, la signora Lorè, cioè la figlia, non ricordo il nome, del signor Filippo Lorè, da quanto tempo lavora all'interno dell'azienda? Ma lei è venuta un 6-8 mesi prima che avvenisse il discorso dell'arresto del padre, o un anno prima addirittura. Mentre l'amministrazione giudiziaria da quanto tempo si ha? Dal momento in cui hanno arrestato il signor Lorà. E prima, cioè quando iniziò ad occuparsi dell'attività all'interno dell'azienda, la signora Lorè di che cosa si occupava esattamente?
Se non vado errato penso che lavorava in un altro posto. Cioè, mi faccio capire, lei ha detto... Prima nel senso che... Cioè, prima che iniziasse l'amministrazione, cioè qual è il ruolo... lei dice sempre... Sì, all'interno. Ho capito. Ma stava lì con il padre, giustamente, a vedere un po' la situazione, a cercare di rendersi conto del come andava il lavoro, tutto qui, penso. E dell'inizio dell'attività della signora Lorrea all'interno della ditta, lei ne è certo, cioè che è avvenuto prima dell'amministrazione giudiziaria? No, questo che lei lavorasse pienamente lì nella ditta, questo non glielo so dire, però la vedevo lì, stava con il padre e poi. Lei sa se la signora Lorrea percepisce uno stipendio per l'attività che adesso svolge? Attualmente? Sì. No, questo non glielo so dire. Lei sa se la moglie del signor Lorrea lavori all'interno della ditta attualmente? Sì, lavora. E da quando? Da quando è che lavora la signora? Ma io quando sono andato lì 10 anni fa già la signora era presente, quindi lavorava, penso che lavorava lì. No, chiedo scusa, mi sono distratto. La signora Lorrea, la moglie del signor Filippo Lorrea, da quanto tempo lavorava lì? Le ho risposto. Prima, no, mi sono distratto mentre lei rispondeva. Prima dell'inizio dell'amministrazione giudiziaria lavorava Sì, all'interno. E di che cosa si occupava? Della vendita al dettaglio. Della vendita. Lei sa se la moglie del signor Lorrea sia stipendiata dall'amministrazione? No, questo non lo so dire. Non lo sa. E domande? Non abbiamo domande per ora. Avvocato Liper. Senta, come invogliate il cliente potenziale a diventare un cliente effettivo? Ci sono dei sistemi particolari? No, per prima cosa cerchiamo di conoscerlo, poi cerchiamo di capire se possono avere dei problemi con il prodotto, cerchiamo di individuare i punti deboli della concorrenza e proponiamo il nostro prodotto e lo facciamo provare. Anche noi stessi possiamo fare questa operazione perché sappiamo come fare, come usare la macchina espressa, come fare un buon caffè, e quindi se poi il cliente è soddisfatto glielo possiamo lasciare per prova e vedere un po' la clientela come reagisce a questo nuovo prodotto. Spesso è un approccio positivo perché, ripeto a dire, abbiamo una buona miscela e quindi molto spesso la gente rimane contenta. Senta, ma ci sono altre attività promozionali, tipo, non so, l'insegna? Sì, certo, questo fa parte del corredo. La macchina che fa il caffè? La macchina, non solo noi, ma tutti, la maggior parte la danno incomodata al cliente, oppure c'è questo il cliente che la preferisce comprare. Ovviamente. E voi in questo caso garantite qualche servizio? Certo, noi come servizio diamo innanzitutto l'assistenza al cliente sotto il profilo meccanico vero e proprio, e poi noi stessi cerchiamo di essere sempre puntuali nelle consegne, ci mettiamo a disposizione del cliente. Lei ritiene che la vostra azienda ha degli elementi di competizione rispetto ad altre torrefazioni locali? Guardi, come le stavo dicendo poc'anzi, penso che i nostri punti di forza sono proprio questo discorso del servizio che offriamo rispetto agli altri, perché ci mettiamo a completa disposizione del cliente. La miscela gioca il suo ruolo, Certo, oppure no? questo è importantissimo, difatti praticamente è un gioco di squadra il nostro, che dobbiamo essere collaborati sia dal prodotto che deve essere buono, sia dal meccanico e sia anche dal cliente stesso, perché ovviamente devono saper sfruttare le caratteristiche del prodotto. Senta una cosa, dal 1993, quando i signori Lorrea sono stati arrestati, abbiamo detto poc'anzi che la torrefazione è entrata in amministrazione giudiziaria. Lei conosce l'amministratore giudiziario? Sì, l'ho visto. Come si chiama? Dottore Bruno Salvator, mi pare. Quante volte l'ha visto? Ma un 5-6 volte. Quindi lei ora, quando ha problemi, perché poc'anzi le dicevo che quando aveva problemi si rivolgeva al suo principale, che Sì, è Filippo Lorrea.
Quando ha problemi si rivolge al dottore Bruno? No, raramente lo vedo per queste cose. Lei in questi ultimi 3 anni l'ha visto soltanto 5 volte. Scusi, c'è opposizione a questo tipo di domanda? Fa parte del capitolato di prova oppure è una invenzione temporanea? Comunque io obbedisco all'ordinanza perché il mio compito. D'altra parte, ma voglio fare notare un'altra cosa. Il dottore Bruno risponde direttamente alla Corte perché si tratta di un sequestro che riguarda questo processo. Quindi siamo in contatto. No, Presidente. Conosciamo l'amministrazione, la conosciamo per ragioni di ufficio. L'amministrazione sotto processo, Presidente, no, per cercare di capire come si svolge l'attività lì dentro, perché la Corte non C'è la signora Lorè che è stata regolarmente autorizzata, percepisce un compenso e tutto qua. Presidente, il processo è questo, è uno psicodramma, cercare di portare a conoscenza dei giudici dei fatti che i giudici se no non conoscono. Non ho altro argomento. E può andare, signor... può andare. Può andare. Il prossimo test è il signor Esposito? Sì. Quanti ce ne sono? Scusate un momento, dovremmo sospendere perché c'è il dottore Condorelli. Si accomodi, dottore. Perché bisognava accertare per Licciardello Antonino, mi pare che assistito dall'avvocato Lipera. Sì, Presidente. Sì, bisognava accertare se era nelle condizioni per poter presenziare, se era nelle condizioni fisiche per presenziare all'udienza. Si vuole accomodare qua, dottore Condorelli, mi scusi se non ci siamo ritirati noi e lo facciamo in aula perché diventa troppo complicato. Allora facciamo un verbale in cui diamo atto della presenza del pubblico ministero e dell'avvocato Lipera nell'interesse dell'imputato e il dottore Condorelli alla stregua dell'esame che ha già condotto. Non deve verbalizzare? No. Allora, signor Fede, il dottore Condorelli già nominato perito di ufficio. Scriva. Dottore Condorelli già perito di ufficio dovrebbe accertare, scusi, già nominato perito d'ufficio e quindi tenuto già a quella funzione, deve accertare alla stregua di quanto già stabilito e degli altri accertamenti che riterrà di fare se il signor Licciardello Antonino sia o non in condizioni di presenziare al dibattimento. È solo questo. Lei lo potrà dire anche riesaminando la sua stessa perizia su un foglietto di carta, se lo vuole rivedere lo potrà rivedere. No, scusi, Presidente, Prego. ma io conosco le condizioni che l'ho già visitato, cioè devo anche dire se è in condizione di farlo anche barellato? Anche sì, se è in condizione di farlo barellato ci dirà, potrà venire barellato, insomma, se non è in condizione di potersi spostare direttamente. Quindi se sia o no in condizione di presenziare all'udienza, anche eventualmente mediante trasporto in barella. E gli dà incarico, la Corte gli dà incarico di rispondere al quesito con breve relazione scritta da depositare in cancelleria infra un termine, non so, 20 giorni, le sono sufficienti? Io penso di vederlo giovedì della settimana prossima, quindi penso che 20 giorni siano possono. Infra il termine di 20 giorni. Il perito dichiara che effettuerà le operazioni con la visita all'imputato in data di giovedì, sarebbe il 20 Giorno 20, sì. giorno 20 alle ore 16. Giorno 20 alle ore 16, perché il presente lo fa firmare il dottore, così se ne va e lo liberiamo. Io nomino il mio medico legale, sempre lo stesso perito, dottor Caruso.
Allora, l'avvocato Libera nomina consulente di parte il dottor Caruso, perché il Presidente faccia firmare il dottore, così se ne va. Si può alzare, dottore, firma e se ne va. Grazie a lei. Il prossimo testo è del signor Esposito. Tutti e tre ci sono? Questi qua, bene. Corvaio, Bonaventura, Questi sono tutti e tre. Va bene. Si accomodi, signor Esposito. Lega la forma del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla riguardo alle mie conoscenze. Lo giuro. Sì, le sue generalità complete di luogo e data di nascita e luogo di residenza. Allora, Esposito Mattia Franco, nato da Cireale 4153, residente a Catania, via della Scogliera, 18 anni. Bene. Ascolti la domanda dell'avvocato Libera, che è in terza fila lì alla sua destra. Sono qua. Senta, lei che attività lavorativa svolge? Faccio il rappresentante Dove? presso la Supermiscela Lore Da quanto tempo? dall'89. Sostanzialmente lei cosa fa? Qual è la sua attività? Può spiegarla alla Corte? Beh, il lavoro normale, vengo la mattina verso le 8:30, il tempo che caricano la macchina e si esce fuori a vendere. Qual è la sua zona? Una zona innanzitutto? Abbiamo delle zone prestabilite a determinate giornate, per esempio lunedì faccio la zona di Siracusa, martedì Catania e provincia, mercoledì zona di Caltanissetta, Caltagirone e così via. La sua clientela come trova il prodotto della torrefazione Lorre? A dire dalle vendite è ottimo. A suo parere è questo il motivo perché vengono acquisiti i clienti? Penso proprio di sì. Fate condizioni particolari per promuovere il prodotto, oltre diciamo alla vendita? No, la cosa normale che si fa, possiamo lasciare 1 chilo così come prova, come primo, e poi si ritorna la settimana successiva a vedere se andava bene o meno. Ma capita di dare assistenza da un punto di vista tecnico per le macchine che fanno il caffè? Abbiamo anche delle macchine incomodate, con la relativa assistenza che praticamente loro pagano solo i pezzi di ricambio, però la manodopera è gratuita del nostro tecnico. Lo spieghiamo con la Corte cos'è questo comodato della macchina in sostanza? Praticamente se usano il nostro prodotto noi diamo la macchina, incomodato significa in prestito. Senza pagare? Senza pagare niente. Ecco. Ma è una prassi normale che usano diciamo un po' tutti i torrefattori. Senta, a lei le risulta che dei clienti della torrefazione abbiano ricevuto minacce o pressioni per acquistare il prodotto? No, completamente. Senta, lei conosce Campanella Calogero? Sì. Le risulta che lavorava presso la torrefazione? Sì. Senta, mai si ricorda quando vi fu un blitz della finanza anni fa? Sì, mi sembra che sia stato nel 90. Quanto tempo è rimasta la finanza? Ma abbastanza, quasi 1 anno. Come si è conclusa questa vicenda? Lei se lo sa? No, non glielo so dire. Prima d'ora, carabinieri, polizia, guardia di finanza, magistrati, l'avevano mai interrogato a lei No, per mai. problemi inerenti al Lorre? No. Per adesso ho finito. Pubblico Ministero. Scusi, prima di svolgere questa attività che lavoro faceva lei? Io lavoravo in proprio, Che tipo sempre di... nel settore di ristorazione. E cioè? Avevo in gestione un campeggio, ho avuto anche bar e così via. E quale campeggio ha avuto in Il gestione? panorama di Cereale. Lei ha precedenti penali, precedenti condanne? No. No. Di che cosa si occupava Campanella all'interno dell'azienda? Prima all'inizio lavorava alla torrefazione come torrefattore e poi come ispettore alle vendite. E l'ispettore alle vendite che deve fare?
Ma penso che dovrebbe controllare un pochettino il discorso, diciamo, della vendita del caffè, se c'erano dei problemi di genere, se il caffè non andava bene, come tostatura, come... Pensa o è così? Penso che sia così. Lei ha mai avuto, diciamo, rapporti attinenti a questa attività sua e del Campanella, proprio col Campanella stesso? Ma noi in genere parlavamo con il signor Lorè praticamente. Quando noi avevamo dei problemi, delle cose, lo dicevamo sempre a lui. Senta, lei ha visto mai il Lorè svolgere qualche attività particolare all'interno dell'azienda? Non ho capito la domanda, mi scusi. Ha visto mai il Campanella svolgere qualche attività attinente al suo lavoro all'interno dell'azienda? Sì, a volte lo vedevo lì dove c'è la tostatrice. E che faceva? Nel caffè. Cioè? Controllava le tostate. Cioè, che vuol dire controllare? In che cosa consiste questa attività? Praticamente il caffè noi lo acquistiamo crudo e poi viene tostato, viene riscaldato attraverso i forni, no? Sì. E per controllare la cottura oppure meno si usa da noi, diciamo, di fare con cioè di prenderlo, di odorarlo e così via. Ah, questo è il lavoro che lei ha visto fare? Questo qua è il lavoro di torrefattore. E cioè, adesso chi è che si occupa, chi fa questo lavoro all'interno? E Capilleri, un altro impiegato nostro. Diciamo, è una mansione specifica questa qua del... Sì, il torrefattore sì. E in che periodo ha fatto il torrefattore il Lorè? Penso all'inizio. Pensa o l'ha visto? Non posso ricordarlo così. Sì, di vederlo l'ho visto. Senta, mentre come ispettore, quando ha fatto l'ispettore Campanella, lei ci ha avuto rapporti? Ma i rapporti normali che si hanno fra colleghi di lavoro. E cioè? Dunque, noi la mattina andavamo via, quindi durante la giornata non c'eravamo mai là in ditta. Sì. Ci ritrovavamo la sera e tutto il discorso è lì. Se c'erano dei problemi, ripeto, lo dicevamo noi al titolare. E perché non al... Perché noi non ci vedevamo con Campanella, per questione anche di orari. Perché Campanella che orari faceva solitamente? Campanella lei lo sa che orari... Io parlo del mio caso specifico, la mattina io andavo lì verso le 8:30 e poi andavo via la sera, quindi... Senta, Campanella aveva un ufficio all'interno lì della torrefazione? L'ufficio no, l'avevamo un po' tutti lì, cioè gli uffici erano per tutti. Senta, lei quanto tempo stava per la sua attività all'interno della torrefazione? Non ho capito, quanto Cioè, tempo? lei quanto tempo si intratteneva solitamente all'interno? Una mezz'oretta la mattina, il tempo di caricare la macchina. Questo ogni giorno? Questi tutti i giorni. Tutti i giorni, quindi in pratica non ci stava mai all'interno della torrefazione? Come io e anche nessuno dei colleghi. E questo da quando? Ah? Questo da quando? Sempre. Da sempre. Mi scusi, signor Esposito, lei dove abita? Via della Scogliera. Numero? Catania, 18A. Lei sa dove abita il signor Campanella? Certo, No. nello stesso stabile. E da quanto tempo lo conosce? Lo stesso Io? stabile, stesso pianerottolo? No, un'altra palazzina, stesso stabile, nel senso stesso complesso, Ho capito. in un'altra palazzina. E da quanto tempo lei abita in questa casa? Io ho 5 anni, E il signor Campanella? il signor Campanella di prima. Va bene, un'altra Presidente, domanda. c'è opposizione a questo genere di domande. Non credo che sia nel capitolato di prova dove abita il signor Campanella. Ha risposto alle domande già, un po' fuori tempo. Che non continuo insomma su questo genere. Era È una sul genere. diffida, avvocato, una No, diffida. no, assolutamente, pubblico Preannuncia ministero. la sua posizione futura. Non abbiamo altre domande perché siamo stati Avvocato diffidati. Vita, Un'altra domanda, Presidente. può andare signor Esposito. Il signor Porto, il signor Farinato, anzi. Farinato, sì. Presidente, io ho citato, Presidente, mi scusi, Avvocato Falcone, io ho citato i miei testi direttamente per il pomeriggio, l'è stato comunicato? Grazie. Quindi abbiamo altri testi. Si accomodi. Sì. È verosimile in effetti, io penso che il senso, sapendo che dietro c'è la campanella. Certo, sì. E il signor Farinato Salvatore? Sì. Legga la formula del giuramento, signor Farinato. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia coscienza.
Conoscenza, sì. Dovrebbe dirci le sue generalità complete con luogo, la data di nascita e il luogo di residenza. Farinato Salvatore, nato il 16/11/1953, residente di Adrano, via Petrarca 19. È nato in Adrano il signor? Sì. Ascolti la domanda dell'avvocato Libera, la terza fila alla sua destra. È lo stesso. Sono qua. Sinistra. Signor Farinato, lei che attività lavorativa svolge? Faccio il tecnico di macchine espresse, Dove lavora? presso la supermiscela Onore, Da quanto tempo? dal 3 marzo 88. Senta, lei ricorda se anni fa un blitz della Guardia di Finanza in torrefazione? Non ho capito, scusi. Ricorda se anni fa vi fu un blitz della Guardia di Finanza nella torrefazione? Sì. E quanto tempo la Guardia di Finanza fece accertamenti dentro la torrefazione? Se venivano ogni giorno dei sottufficiali? Tutti i giorni no, però venivano spesso. E quanto tempo è durata questa verifica? Non saprei, non mi sono messo a contare. Senta, lei, per quanto riguarda i signori Lorè, Filippo Salvatore Lorè, prima di oggi, era stato mai interrogato dai carabinieri, dalla polizia, dai magistrati? No. Senta, le risulta se qualche cliente della torrefazione ha mai ricevuto minacce o pressioni per acquistare il caffè Lorè? No. Lei sa dire come la clientela trova il prodotto della torrefazione Lorè? Come lo trova? Come lo trova, sì. Ma a noi ci dicono che lo trovano ottimo, quindi lo acquisto solo per questo. Lei si reca nei bar a fare degli interventi o lavora in loco? Io mi reco nei bar a fare degli interventi e anche altre volte faccio le riparazioni in officina. Quindi ha modo di conoscere, di parlare con la clientela? Sì, certo. E cosa sente dire del prodotto Lorè? A parte il prodotto, voglio dire, del servizio globale dell'azienda, perché voi oltre a fornire caffè date altri servizi, no? Beh, loro preferiscono prima come miscela, come prodotto, e poi perché diamo un'assistenza, diciamo, tecnica, e la preferiscono anche per questo forse. Non ho altre domande per adesso. Pubblico ministero. No, mi scusi, soltanto per capire una cosa, siccome lei a domanda dell'avvocato che le chiedeva di un blitz della Guardia di Finanza, che cos'è per lei un blitz della Guardia di Finanza? Noi siamo venuti là la mattina, ci sono venuti a lavorare e abbiamo trovato la Guardia di Finanza. E che faceva la Guardia di Finanza? Non so, ha bloccato tutti quanti, cartelli, carte, documenti, eccetera. Senta, le è stato chiesto poc'anzi dal difensore se fosse a conoscenza di minacce o meno subite dai clienti vostri, cioè della torrefazione Lorè. Lei non ho capito bene come ha risposto. Ha risposto? No, non ne sono cioè, no. Cioè, non ne hanno ricevute o non ne è a conoscenza? No, lo so, io non sono a conoscenza di queste cose, non ne hanno ricevute, cioè non è che... Cioè, le sto chiedendo, lei sa se le hanno ricevute o non ne è a conoscenza? Presidente, c'è opposizione. No, per capire come ha risposto, avvocato, in modo che io nel caso faccio il controesame. Non è che se un cliente ha ricevuto una cellina da me, scusi, questo voglio dire, io non ne so niente, assolutamente. Non ha altre domande. Neppure la difesa. Avvocato? No, neppure la difesa. Possiamo licenziare il testo? Può andare il signor Farinato? Grazie. Abbiamo il signor Porto. Sì. E dei suoi manca il signor Zito, mi pare. Presidente, abbiamo avuto la prova che sono stati citati, no? Erano qui perché citati. Non ho l'originale di notifica con me perché non mi è stato ancora restituito.
mancano Zito Francesco e il professore Siciliano. Il maresciallo Aronica? Come? Il maresciallo Aronica. Il maresciallo Aronica non l'ho citato perché è morto. Per Zito e Siciliano credo che valga lo stesso discorso che abbiamo detto poc'anzi per l'avvocato Sciacca, Presidente. Cioè lo porti quando è possibile. Va bene? Grazie. Sì, no, ma Zito le interessa pure. Allo Stato sì, Presidente, eventualmente poi mi consulto 1-6 sulla stessa mi consulto con i clienti, eventualmente denuncio, Presidente. Allo Stato lasciamolo stare. Va bene. Chi è il prossimo test? Porto Filippo. E abbiamo terminato. Signor Porto? Sì. Legga la formula del giuramento, signor Porto. Non ho capito, scusi. Consapevolezza della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto mi viene a conoscenza. Sì, le sue generalità complete del luogo e della data di nascita e del luogo di residenza. 24-4-61. 24-4? Dove? Catania. E risiede dove? San Pietro Clarenza, di Umberto 231. Ascolti la domanda dell'avvocato Litera. Può procedere. Grazie. Lei che attività lavorativa svolge? Rappresentante presso la Supermiscela Lore. Da quanto tempo che lavora? Dal 92, 1 maggio 92. Cosa consiste la sua attività materialmente? Io faccio il rappresentante nella zona della Calabria. Senta, dal 92 ad oggi come va l'attività in Calabria per quanto riguarda la vendita? Abbastanza bene. La concorrenza è un po' difficile da combattere, ma comunque ci difendiamo abbastanza bene. Abbiamo avuto delle crescite percentuali? Sì. E ha dei particolari input per quanto riguarda l'incremento del prodotto, cioè cosa Strategia di marketing. cosa proponete al cliente per valorizzare, diciamo, il discorso della concorrenza? La qualità, perché in Calabria ci sono dei prodotti che sono un po' più aspri del nostro, come qualità ci difendiamo abbastanza bene. La qualità del caffè? Sì. E a parte questo, c'è qualcosa riguardo l'assistenza, la tecnica, Sì. qualche incentivo in particolare? Io ad esempio faccio anche l'assistenza tecnica e propongo anche qualche macchina usata al cliente che magari non ce l'ha. Sì, lo può spiegare perché la Corte, diciamo, non conosce questi fatti, quindi... In poche parole, io vado nel cliente e magari se loro non hanno una macchina, noi gli diamo una macchina usata e poi io faccio anche l'assistenza tecnica a queste macchine e oltre alla qualità diamo anche questo. Ma diciamo il motivo principale per cui vi è il successo, diciamo, della vendita è derivato dal prodotto del Per la caffè. qualità. Non ho altre domande, Presidente. Pubblico Ministero? Domanda? Dica una cosa, signor Porto, da questa parte. Lei è un lavoratore autonomo, o sbaglio? È un dipendente, un collaboratore dipendente? Dipende dall'azienda e quindi commercializza soltanto il prodotto Lorraine, non commercializza altri prodotti? No. Ed ha avuto il rapporto di lavoro, è stato congegnato sempre così? Sì. Da quanto tempo? Dal 92 fino ad oggi. Quindi in epoca recente. Prima si è occupato sempre lei di commercializzare prodotti, di piazzare prodotti? Sì, io prima lavoravo presso un'altra azienda, sempre di caffè. E per questo Quindi sempre nel settore e sempre come collaboratore dipendente o come lavoratore autonomo? Sempre come dipendente. E questa ditta lavorava in Calabria? Questa precedente? Avevo creato io la zona della Calabria. Poi per fattori economici e cose del genere ho avuto qualche battibecco
e sono stato assorbito dalla supermiscela Lorè. E quando lei è entrato in azienda c'era già una piazza in Sì, Calabria? avevo un piccolo portafoglio clienti già. C'era già? Sì. L'ho trovato già. In quale zona della Calabria? Io servo dalla zona di Tropea fino a scendere su Villa San Giovanni. Il Tropea è una zona limitata, diciamo, non riguarda. Tropea, Capo Vaticano, Santo Domenica, Cittanova, Taurianova, Sì. fino a Villa San Giovanni. Con quale frequenza si reca in questi luoghi? Io parto il lunedì mattina e rientro a Catania il venerdì sera. Quindi passa tutta la settimana in queste zone, capito? Ci sono altre domande? Sì, per completare il riferimento a queste sue, Presidente, lei ha detto ho trovato un piccolo portafoglio. Cosa ha fatto lei? L'ha incrementato questo portafoglio? Sì. Sa dire di quanto l'ha incrementato? Ma almeno dell'80%, forse anche più. Dell'80%. Mi perdoni, un'ultima domanda. Anche i suoi colleghi Piscitello, Sicali, Esposito, Esposito hanno il rapporto di lavoro come dipendente? Sì. Basta, nessun'altra domanda. Lei è un pregiudicato, mi scusi? No. Grazie, nessun'altra domanda. Pubblico ministero? Chiedo scusa, poc'anzi le ha detto sono stato assorbito, mi è sembrato utilizzare questo... No, sono subentrato alla supermiscela Lorè. Cioè non ho capito, lei ha detto assorbito, parlando della... Qual è innanzitutto la vecchia ditta dove... la Zito Caffè. La Zito Caffè? Sì. E la Zito Caffè ha continuato la sua attività nella zona? Sì, ma non è riuscito perché l'avevo creato io la zona. Diciamo. Cioè, lei sa se la Zito Caffè tuttora funziona come ditta? Sì, funziona, ma in Calabria non è più potuto entrare. In che senso non è più potuto entrare? Perché il cliente conosceva me, avevo creato io quella zona. E allora, cambiando azienda, mi sono presentato... Ma lei come mai cambiò azienda? Cosa? Come mai cambiò azienda? Perché per fattore economico. Cioè? Perché dalla Zito prendevo 1 milione di lire al mese. E qui quanto prende? 1,5 milioni, 1,7, 1,6, dipende dei mesi. E sento una cosa, e come si instaurò questo rapporto con la ditta Lorè? Cioè come nacque questo rapporto? Glielo spiego subito. Io avevo dato le dimissioni dalla Zito Caffè ed ero andato a lavorare presso una... vendevano gelati, la Royal Gelati. Un giorno, mentre ero con un furgoncino della Royal Gelati, ho incontrato il signor Giacinto Sicali, che siamo amici d'infanzia, e lui mi ha chiesto, dice, Filippo, come mai tu non eri da Franco Zito? Ho detto no, abbiamo avuto un battibecco e ho lasciato il lavoro. Dice, ma che zona facevi? Gli ho detto la Calabria. Dice, noi siamo interessati ad espanderci in Calabria. Dice, se vuoi posso parlare col titolare. E così è stato. Ho avuto un colloquio con i signori della supermiscela Lorè. E chi esattamente? Con chi? Con il signor Salvo. Salvo Lorè. Salvo Lorè, sì. E questo in che anno è avvenuto? Nel 92. Nel 92. Io per 3 mesi ho lavorato con quelli del gelato perché ho dato le dimissioni a E quindi poi lei si è portato i suoi clienti? Sì. Perché oltretutto... E per quanto tempo ha lavorato presso la Royal Gelati lei? 3 mesi. 3 mesi. Il discorso dei clienti che noi avevamo con la Zito Caffè erano soprattutto clienti estivi. Io avevo creato una zona di clienti estivi perché di fatti facevo solo 2 giorni ogni 15 giorni come visita. E allora, visto che era maggio, c'era tutto questo portafoglio clienti da andare a visitare. Senta, mentre c'erano altre ditte che operavano in Calabria? Sì. E quali erano? Tuttora ci sono, c'è la Guglielmo, la Mocaroma, Aiello, la... Abbiamo finito noi, Presidente. Ultima domanda, Presidente. Signor Porto Filippo. Signor Porto. L'hanno mai interrogato prima d'oggi i carabinieri, la polizia, la finanza, i magistrati? No, mai. Ho terminato, Presidente. Può andare, signor Porto, grazie. Signor Porto.
Da questa parte, può andare. Allora, il signor Platania Leonardo. Il signor Platania per quale posizione è? Chiedo scusa. Campione Andrea. Ce l'ha lì comunque devo presto, 3 righe. Quanto mai generico. Omnicomprensivo. Che intenzioni c'ha l'avvocato Falcone? In quali termini? Di bellicosità o di tempo? Perché qui vedo che il capitolo di prova è contenuto in termini estremamente sintetici. Dico poi... Ho intenzioni estremamente sintetiche. Bene. Non più di 2 o 3 mila domande. La prenda come una battuta. Presidente, resta il collega Fighera. Il collega Marchesi. Bene, avvocato. Lei si chiama? Legga la forma del giuramento, signor Platania. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non altro, nascondere nulla di quanto è mia conoscenza e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Sicuro, non credo nascondere che cosa. Chi studia? Platania? Quanti ce ne sono? Altri 3 testi? Allora, le sue generalità complete, signor Platania, con il luogo, la data di nascita e il luogo di residenza. Già 7 marzo 1936. Residente già via 1936, 36, residente a Giarra. via Giovanni Amelio, numero 6. Ascolti le domande dell'avvocato Falcone. Seconda fila, là. Bene. Signor Platania, lei che attività lavorativa svolge? Salumieri. Ha un esercizio proprio? Sì. Può dirmi in che indirizzo? In quale indirizzo? Corso Italia 237 Giarre. Giarre. È un esercizio di salumeria, ha detto? Salumeria. Salumeria. Lei conosce il signor Campione Andrea? Sì. Può dire da quanto tempo? Lo conobbe, penso da tanto tempo, perché avevano un deposito, un ingrosso di alimentari. Sì. E così io, frequentando questo locale, conobbe questo signore. Lei può dire orientativamente quanti anni, non con esattezza, cioè se si tratta di 2 anni o 10 anni o 20 anni, pressa poco. Non lo so, 7 anni, 8 anni, così. Va bene, ricorda dove era ubicato questo deposito? Comunque è sempre vicino al mio negozio. Sì. Ma la strada è via Parma, non lo so. Ricorda come si chiamava questo deposito? Aveva un nome? Aliformi. Aliform. E lei che rapporti commerciali ha avuto con questo deposito? I rapporti commerciali sono della merce che uno manca se si serve, no, di quello che c'era. Andava lei a ritirare la merce che acquistava o le veniva consegnata fino al A negozio? volte andavo io, a volte me la consegnavano loro. Molto bene. Lei ricorda il Campione cosa era in questo deposito? Io lo vedevo lì dentro. Sì. Non lo so se era socio, ma penso era... Cioè non sa insomma quale fosse la carica, ma era lì interessato al deposito, lavorava lì in sostanza? Cioè lavorava lì? Era lì dentro, erano diversi perché era una società. Beh, è chiaro, non è che poteva lavorare da solo, voglio dire, lui lavorava lì dentro, che per quanto risulti a lei o no?
Sì, sì. E in questo deposito che merci venivano trattate? I depositi come ingrosso sono dal pelato a tutto quello che c'è, giustamente. Comunque tutti i generi alimentari. Genere alimentare, deposito di genere alimentare. Era un deposito piccolo o grande? Abbastanza, non grande, ma comunque un deposito veramente. La merce le veniva fatturata da questa ditta? Certo. Lei sa se questa ditta a un certo punto chiuse? Non ho capito. Lei ricorda se questa ditta a un certo punto cessò l'attività? No, non ho capito l'ultima parola. Lei ricorda se a un certo punto questa ditta chiuse, cessò l'attività? Sì, sì, è cessata l'attività su quella. E dopo la cessazione dell'attività della Aliform, lei continuò ad avere rapporti commerciali con Campione o no? No. Dopo di allora non ebbe più rapporti commerciali? No, no. Va bene. Io so come Aliforme. E poi invece? E basta. Cioè, altri rapporti successivi non ne ha più avuti lei con Campione? Va bene, grazie, io ho finito. No, soltanto ricorda se vi erano altri soci? Dentro, certo, c'era un ragioniere, non lo so, i soci come, penso che era una società, Aliforme è una società. Dico, non ricorda chi fossero i soci? Sì, ci fossero i soci, magari si li conoscono. Va bene, niente. Sì, può andare, signor Presidente, può andare. Il signor Corbaia. Presidente, mi scusi, posso? Presidente? Sì, le chiedo scusa. Prego. Sono degli appunti che il mio assistito Fighiera mi sta dando perché domani dobbiamo interrogare dei testi che riguardano la sua posizione. Se lei consente io li prendo perché il maresciallo aveva questi problemi qua. Il maresciallo controlli che si tratta esattamente di quello che dice lei, dopodiché lo può prendere. Si accomodi. Lei è il signor? Da questa parte, signor Corbaia. Signor? Lei è il signor? Corbaia. Come? Carmelo. Legga la formula del giuramento, signor Corbaia. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla da quanto è mia conoscenza. Sì, le sue generalità complete di luogo, data di nascita e luogo di residenza. Il 2549. Dove? Santa Venerina. Santa? Santa Venerina. Risiede dove? Residente a Reposto, via Veneto 39. Ascolti le domande dell'avvocato Falcone. Signor Corbaia, lei che attività lavorativa svolge? Commercio di prodotti alimentari sia a dettaglio che all'ingrosso. Dove ha l'attività? A Giarre, esattamente in via della Libertà. Numero? 72. Lei conosce il signor Campione Andrea? Sì. Può dire da quanto tempo? Ma con precisione non posso dirlo, ma è stato negli ultimi anni dell'80. In che occasione lo ricorda? E in cui praticamente il signor Campione aveva aperto un ingrosso poco più sotto del mio negozio. Ingrosso di cosa? Ingrosso di prodotti alimentari. Sì, ricorda l'indirizzo o comunque la zona? Non ho capito, scusa. Ricorda l'indirizzo o comunque il quartiere? L'ingrosso dove si trova? Sì, via Cavour. Via Cavour. E lei si è mai recato in questo deposito? Sì. Cioè praticamente diverse volte se è venuto lui a invitarmi a vedere un po' la merce, i prodotti eccetera eccetera e quindi sono andato. No, io vorrei sapere come è iniziata la conoscenza, cioè l'ha conosciuto per caso o è venuto lui a presentarsi presso il suo negozio? No, è venuto lui praticamente a propormi delle merci che successivamente io sono andato lì nel suo deposito. Sì, e si è fornito alcune volte, molte volte? Spesse volte ho comprato da lui, anche successivamente quando
dopo aver chiuso questo ingrosso praticamente mi portò anche in altre punte vendita. Ecco, adesso a questo ci arriviamo, però lei ricorda come si chiamasse questo ingrosso, quello che lei chiama ingrosso? Ale Group mi pare, Ale Group. Può darsi che sia Aliform? Aliform, lo prenda come qualcosa del precisazione. Lei ricorda se poi questo deposito chiuse? Sì, dopo un certo periodo chiuse. Chiuse. E lei continuò ad avere rapporti col signor Campione? Sì, effettivamente dopo un po' di tempo diciamo, mi ha proposto delle altre merci e sono andato in un altro ingrosso, la Siel, a San Leonardello. Sì. E ho acquistato anche, cioè praticamente quando c'erano delle merci di mia convenienza giustamente prendevo diciamo qualcosa. Finché era aperta l'Aliform, la merce come le veniva fatturata? Da chi le veniva fatturata? A chi veniva fatturata? Da chi? Cioè finché era aperta l'Aliform fatturava direttamente l'Aliform? Aliform, certo. Bene. Come per esempio quando acquistavo dalla Sial, ecco. Veniva fatturata a Sial. Ma Campione era socio di questa Sial o era solo un rappresentante che vendeva per conto? Questo onestamente non lo so. A lei da chi? Cioè, a me veniva, cioè, praticamente io lo conoscevo come rappresentante, poi i rapporti tra di loro soci onestamente non li conosco perché a dire la verità io gli altri soci non li conoscevo. Cioè li vedevo lì però c'era lui che si interessava praticamente a uscire, diciamo a fare la vendita. Ecco. Ma dico, la merce che lei acquistava le veniva sempre fatturata? Certo, senz'altro. Ultima cosa, lei ricorda quando ha visto Campione per l'ultima volta o comunque nell'ultimo periodo? Ma un paio d'anni giustamente non l'ho vista più. Io credo di aver acquistato nel 94, per esempio c'era Siel e quindi andavo in questo ingrosso, cioè lo frequentavo spesso. Lei sa se oltre al commercio di generi alimentari il signor Campione si sia occupato anche di altro genere di attività commerciali a Giarre? Sì, poi nell'ultimo periodo lui praticamente, siccome non vuol dire che non andava bene questo lavoro, cioè per un periodo l'ho visto praticamente in un negozio di elettrodomestici, elettricità, qualcosa del genere, a Giarre, in una traversa del centro. Ricorda il nome di questa strada? Di questa strada è la via Turate, esattamente. È una strada centrale? È una strada principale, sì, esatto. Era un negozio evidente, molto bene in vista o le sembrava qualcosa di nascosto? E diciamo è al centro, ecco, è al centro di Giarre. E vendeva, detto? Prodotto di elettricità. Elettricità? Sì. La ringrazio, ho finito. Pubblico Ministero? Sì, soltanto uno. Signor Corvaia, lei ha parenti che abitano nella zona di Graniti, di Giardini Naxos? No. Lei stesso ha mai frequentato per ragioni del suo lavoro quella zona? A Graniti? Posso avere qualche lontano cugino, perché mi pare di aver sentito dire a mio padre di avere qualche cugino a Graniti, però onestamente io non li ho mai conosciuti, non li ho mai frequentati. Ne sa che attività svolgono questi suoi parenti di Graniti? Nel modo più assoluto. Grazie. So, cioè praticamente perché mi è stato detto che avevo qualche cugino praticamente a Graniti o lì vicino, però non l'ho mai conosciuto. Va bene, grazie. Possiamo licenziare il test? Può andare, signor Corvaia. Il signor Bonaventura. Qui comincia. Lei è il signor Bonaventura Egidio? Sì. Legga la forma del giuramento, signor Bonaventura. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Le sue generalità complete di luogo e data di nascita. Bonaventura Egidio, nato a Lingoglossa il 26/6/54. Dove risiede, signor A Bonaventura? Fiumefreddo di Sicilia, Via Regina Margherita 16. Ascolti le domande dell'avvocato Falcone. Grazie. Signor Bonaventura, lei svolge un'attività commerciale? Sì. Di che genere? Sono un ristoratore. Che ha un ristorante proprio? Sì. Può dire come si chiama?
Bosco Melino. Dove è ubicato? È in Marina di Cottone, in Fiumefreddo di Sicilia. In Fiumefreddo di Sicilia. Da quanti anni gestisce questo ristorante? Dall'85. Lei conosce il signor Campione Andrea? Sì. Da quanto tempo? Ma da circa 8-9 anni adesso. Può dire in che circostanze lo ha conosciuto? Come rappresentante veniva a proporre proprio dei vini, mozzarella, prosciutti, come questo lo conosco. Cioè prodotti alimentari in genere? Genere alimentare praticamente, come rappresentante di genere alimentare. Molto bene. Lei ricorda se lavorasse per conto di qualche ditta o se avesse una propria attività di distribuzione? Ma lui lavorava per conto della Aliform, qualcosa di questo genere. Aliform. Sì. Lei ha acquistato merce da questa Aliform? Sì, certo. E le veniva fatturata dalla Aliform? Sì. Molto bene. Può dire se acquistava spesso della merce o se si trattava di rapporti sporadici? No, veniva costantemente, ogni 15 giorni prendeva l'ordine e poi mi arrivava la merce. Quindi era un rapporto continuativo di fornitura? Sì, sì. Lei sa se l'Aliform cessò l'attività a un certo punto? Sì, ho sentito dire che poi ha cessato l'attività, non so per quale motivo. Ma vabbè, non importa questo. Ha continuato ad avere rapporti commerciali col signor Campione? Sì, certo. Può dire di che genere? Sempre dello stesso genere che trattava l'Aliform, con un genere alimentare. Sì, ma dico, le forniva merce di altre ditte, quindi di altri distributori? Sì, certo, sì. E quindi come le veniva fatturata questa merce? Veniva fatturata dal signor Campione, non lo so adesso se lui si appoggiava a qualche altra, a un'altra ditta, adesso non lo so. No, dico veniva fatturata nel senso che il signor Campione le portava le fatture, lui come emittente o gliele portava ma erano fatture emesse dalle ditte che fornivano la merce? Questo che mi interessa. Dalle ditte che fornivano la merce. Quindi lui fungeva da consegnatario? Da rappresentante. Da rappresentante. E questo rapporto è durato fino a quando? Non so, fino a 2 o 3 anni fa, non lo so, fin quando poi ho letto, ho saputo che è stata arrestata, non lo so. Ho capito. Lei sa se ha svolto contemporaneamente a questa attività un altro tipo di attività commerciale a Giarre, il signor Campione? Sì, mi pare un qualcosa come elettrodomestici, qualcosa di questo genere. Ha mai visto questo negozio? Sì, una volta ho comprato un telecomando per la televisione. Ricorda dove fosse ubicato? La via no, però è vicino il Milite Ignoto a Giarre. A Giarre. È una strada centrale esposta molto al passaggio della gente? Sì, sì, perché è quasi sulla nazionale praticamente, un po' una stradina un po' laterale. Era un negozio piccolo o era un negozio grande che lei ricordi? Abbastanza grande. Lei vedeva spesso Campione a Giarre? A Giarre no, perché io facendo la mia attività sì, lo vedevo di tanto in tanto. Io quando dico Giarre intendo la sì. zona, ecco. Tante volte venivo anche a mangiare nel mio ristorante, quindi. Cioè avevate anche rapporti, diciamo, personali oltre che di lavoro, vi frequentavate o no? Sì, sporadicamente sì. Ha detto, scusi? Sì, ci vedevamo, di tanto in tanto ci vedevamo, perché oltretutto io avendo l'attività, lui veniva a mangiare anche. Non ho mai visto in compagnia di personaggi che lei conosceva come personaggi equivoci o appartenenti alla malavita? No, non mi risulta, no, non lo so. E quando ha saputo che è stato arrestato, Campione si è meravigliato o se l'aspettava? Abbastanza, perché conoscendolo, non so, a me sembra una persona molto squisita, quindi non lo so, c'era un rapporto di lavoro abbastanza buono. Va bene, la ringrazio. Pubblico ministero. Senta, come si chiama il suo locale? Bosco Marino. Lei ha mai ricevuto richieste o minacce di natura estorsiva? Sì, una volta mi ricordo di aver ricevuto qualche cosa del genere. In che epoca?
Adesso l'anno non me lo ricordo, comunque sarà stato 6-7 anni fa. Ha fatto denunce? Sì. Come è andata a finire quella vicenda? Ne ha ricevuto poi altre? No, non ho ricevuto più niente di tutto questo. Anche perché non lo so, io ho ricevuto solo una telefonata e poi non ho ricevuto più nulla. Lei da quanto tempo conosce il signor Campione Andrea? Non so, saranno 8 anni, adesso non mi ricordo, 8-9 anni, 7 anni. Mi scusi, lei conosce i pregiudicati della zona? No. Siccome poc'anzi le è stato chiesto se ha visto il signor Campione in compagnia di pregiudicati o di persone, e lei ha detto, non ho detto no. Pregiudicati, ho detto Personaggi che pensava appartenenti alla malavita, sì. È la stessa cosa, più o meno. Ecco, lei conosce questi personaggi? Siccome lei ha detto no, ora le sto chiedendo, lei conosce personaggi pregiudicati o che appartengono alla malavita locale? No, io non è che posso sapere se sono pregiudicato o meno. Non lo sa. No. Grazie. Ho una domanda finale, Presidente, conseguenziale. Quando ricevette questa unica telefonata di minaccia o di richiesta comunque di denaro, se ho capito bene, lei ne parlò con Campione? No. Io feci una normale denuncia alla locale caserma di Carabinieri di Fiumefreddo. Cioè non pensò di interessare qualcuno per sistemare questa richiesta? No, assolutamente, perché fu un'unica telefonata e poi non ne ebbi delle altre. La ringrazio. Può andarsi. Grazie. Buonasera. Il signor Mirabella. Presidente, mi scusi, mi dà un attimo la parola. Io chiedevo, senza voler insistere troppo sulla richiesta, perché mi rendo conto che è intempestiva, io avevo in mente, se i tempi processuali lo consentiranno, di chiedere che il Tribunale, che la Corte, avvalendosi dei poteri dell'articolo 507, mi autorizzi a citare a discolpa il signor Romeo Rosario, titolare del bar Galatea di Piazza Galatea. C'è tempo per questa sua richiesta, quando avremo esaurito i testi già indicati nelle liste daremo il termine per la indicazione dell'ulteriore attività istruttoria. Ciò che non mi compete, se ci sarà spazio e disponibilità. No, lei lo chiederà ai sensi dell'articolo 507 e poi vedrà la Corte se sarà necessario. Va bene, grazie. Come teste, avvocato? Come teste? Come testi, sì, mi risulta annunziato oppure già dell'altro. Questo non lo so, se lo sa. No, stavo chiedendo. Se la procura va indagata per altre cose me lo farà sapere. Lei è il signor Mirabella Carmelo? Sì. Vuole leggere la formula del giuramento? Stia come? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con le mie devoluzioni, mi impegno di dire tutta la verità, non atto da nascondere nulla a quanto in mia conoscenza. Le sue generalità complete con il luogo e la data di nascita e il luogo di residenza. Mirabella Carmelo, nato? A Catania, Quando? 2243. Residente? Piedi per Lodi 110. Catania. Catania. Ascolto le domande dell'avvocato Guzzone. Grazie Presidente. Signor Mirabella, senta, lei conosce Alfio Campanella? Sì, lo conosco. Per quale motivo? Ce lo vuole Io mi servivo nel suo negozio di pittura, faccio gli impieghi, vado a Andavolò a comprare dei materiali. Parla il Presidente. Faccio l'impieghi, lui c'ha un negozio di pittura, andavo là a comprare dei materiali per lavorare, lo vedevo la mattina là, riprendevo i materiali e mi andavo a lavorare, lo conosco così. Senta, signor Mirabella, era molto puntuale negli orari? Presentava interessamento al negozio, all'attività che svolgeva?
Ogni mattina era lui al negozio che seguiva a noi, che andavamo alle 7:30 lui c'era al negozio. Grazie Presidente, questo mi basta. Sì, mi scusi, questo negozio dove è ubicato? In via Caduto del Lavoro. Lei sa rispetto alla torrefazione Lorrè dove è ubicato questo negozio? No. Cioè lei sa di fronte a questo negozio che tipo? Non è di fronte dove dice lei dove c'è il caffè di Lorè, perché lo so perché sono del quartiere. Il negozio è molto più avanti. Più avanti dove? Quanto un 600 metri. Un 600 metri ed è su... la fine di via Caduto del Lavoro il negozio. Ed è sulla stessa... La fine, quasi alla fine. E incrociando di via Grasso Chiaro in questi paraggi. Lei sa se il signor Campanella Alfio ha qualche altro negozio o qualche altro deposito di fronte a quella torrefazione che lei... No o non lo sa? Il negozio il signor Alfio non ce l'ha di fronte alla torrefazione. L'ho capito, l'abbiamo capito questo. Le ho chiesto un'altra cosa. Lei sa se il signor Campanella Alfio ha qualche altro punto vendita, qualche altra attività economica di fronte a quella torrefazione Lorrè? No. Non lo sa? No. Sono domande. Presidente, per completare il discorso del pubblico ministero, gliela pongo ancora io più chiara la domanda. Sa se fa il materassaio al Fio Campanello? Se vende materassi? Cosa? Ne vende materassi al Fio Campanello? No. Grazie. Io non lo so. Presidente, io lo so che c'è il negozio di colore. Perché di fronte c'è un negozio di materassi. Può andare, signor Roberto? Posso andare? Sì. Buonasera. Buonasera, il signor La Vecchia. Si accomodi, signor La Vecchia. Signor La Vecchia, si siede. Legga la formula del giuramento. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica, che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, dovrebbe dirci le sue generalità complete. Dovrebbe dirci per il verbale le sue generalità complete. Nome, cognome, intanto. Sì. La vecchia Salvatore. Nato? A Catania il 25 novembre 1946. E residente? A Catania, in via Caduto del Lavoro, 77 anni. Sì, ascolti la domanda dell'avvocato Guzzoni. Dunque, con La Vecchia, lei un poco fa era tutto emozionato, dice io sono emozionato, avvocato. Dico non si preoccupi qua, è una bellissima aula di giustizia. Lei conosce Alfio Campanello? Parli col Presidente. Sì. Deve chiarire solo con parole che lei è, perché lo conosce e se Campanella, gestendo un qualcosa, si comporta bene e puntuale, lo dica al Presidente questo, senza emozione. Io conoscevo di Caruso e poi lo conoscevo a Catania materiale, un magazzino Catania che io. Non c'è un magazzino, lo devo conoscere. Perché io faccio un pittore etero. Ci faccio un'altra domanda. Quando lei andava in negozio lui era puntuale agli orari, sapeva fare il suo mestiere al Fio Campanella, era così cordiale, un po'... Pronto? La so fare dobbiamo male, una persona normale che... Ecco, grazie, va bene. Vabbè, grazie, niente. Soltanto un'altra domanda. Lei sa se il signor Campanella Alfio avesse qualche negozio? Un negozio, una catena di colore. Questo l'abbiamo già detto. No, dico se avesse qualche altro negozio, qualche altro deposito. No. Eh? No. Lei non sa nient'altro? No. Va bene. C'è altro avvocato Guzzoni? Sì. Lei sa dov'è la torrefazione caffè? Sì. Lorrè? Sì. Senta, di fronte c'è un negozio, lei sa se di fronte a questa torrefazione c'è un negozio, piano terra? Se vendono materassi in quel negozio? Ah, sì, una volta c'erano, si vendevano materassi. Lo chiarisca questo punto, una volta c'erano materassi? Sì, c'era uno, c'era un deposito, non so,
Bellucci, c'era. Materazzi. Sì, Materazzi, magari non conoscevo sempre Manini, piccole cose. Sì, c'era un magazzino proprio. Grazie. Mi scusi, sa chi era il titolare di questo magazzino? Sì, sai chi la conosci. E chi è? Pare si chiamava Zingarino, mi pare. Sì, pare Zingarino si chiamava. Zingarino come? Zingarino, non mi sto ricordando adesso, Zingarino. Antonio. Nino. Sì, perché io sto tanto cercare questo magazzino dopo. Fino a quanto tempo c'era? Ma non ho preciso stagliato. Le risulta se lo Zingarino ha avuto mai modo di vedere questo Zingarino con il signor Campanella Alfio? Non lo so, perché io sai, io non sono fogliato, cioè non è che sono io passo da un piccolo caffè che c'ho bar all'angolo, certi siti che ho una mattina, non è che sono, ma passo da io. Grazie. Possiamo licenziare il testo? Può andare. C'è il signor Maiore? Se vuole entrare. Signor Maiore, legga la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale, giudica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, dovremmo verbalizzare le sue generalità complete. Maiore Francesco, nato? Catania. Quando? 21/6/56. Ci siede dove? Via Rialto numero 16. Catania? Sì. Ascolti le domande dell'avvocato Guzzoni. Grazie signor Presidente. Dunque, signor Maiore, lei conosce Alfio Campanella? Sì. Perché lo conosce? Se può dire che attività svolge, se ha qualche negozio, insomma? Sì, ha un negozio di ferramenta e colori, impiegato del lavoro. Parli col Presidente. Scusi, può interloquire direttamente con l'interrogante, così viene più comodo. Un'altra domanda, senta, lei conosce Maurizio Avola? Sì. E ha fatto dei lavori per conto di Maurizio Avola? Io sì. Senta, in occasione di questi lavori, lei sempre per conto di questo Maurizio Avola ha preso dei scatoloni, colori, materiali? Ho preso materiali comunque per lavorare presso la sua casa, no? Presso la casa di chi? Di Maurizio Avola. E quindi questi colori venivano, lei li contattava al Fio Campanella? Sì, io facevo i buoni comunque, i buoni per... E dopo poi, man mano si pagavano. Si pagava. Senta, lei le faccio una domanda specifica. Ci fu occasione per cui a Fio Campanella fece un po' la facciatura perché Maurizio Avola ritardava nei pagamenti? No, completamente. Senta, restò debitore Maurizio Avola, ascolta la domanda prima di rispondere. Restò debitore perché per mancato pagamento dei colori questo Maurizio Avola? Sì, doveva dare qualche cosa a livello di pagare materiale più che altro, no? Sai a quanto ammonta il debito ancora tutt'oggi, se c'è questo debito? Ma comunque 1,2 milioni, qualcosa del genere, perché poi dopo comunque si pagava, no? Però lei insomma ricorda bene che rimase debitore per mancato pagamento Maurizio Avola nei riguardi di Alfio Campanella. Sì. Lei questo lo ricorda bene? Sì, questo sì, lo ricordo bene. Grazie. Pubblico ministero? Sì, questi lavori in quale casa di Avola sono stati fatti? Quale casa? Dov'era questa casa di Maurizio Avola? È in via Battello, sembra. Via Battello? Cioè, quella di via Battello è quella che era vicino, zona Carubba, vai, insomma. Zona Carubba dove? In via Battello. È sicuro che in via Battello Maurizio Avola avesse una casa? Certo, ero sicuro. E l'altra casa, questa di Carubba? C'era comunque, la via non me la ricordo benissimo, comunque è zona comunque Ognina, salendo per Ogni, no? Per Uba. La via non me la ricordo comunque. L'incarico chi glielo diede di fare questi lavori? Questi lavori? No, io ci facevo comunque lavori molto comunque, conoscevo comunque, perché abitavamo vicini di casa.
E lei sa dove abita il Maurizio Avola? Certo che lo In questa casa di via Battello? Via Battello, sì. Lei sa, conosce la via Mannino Cefali? Cefalo Mannini? Cefali Mannino Francesco? No, completamente. Io non ho capito questa casa di Carruba dov'è esattamente. Se me lo vuole spiegare? Dove ci ho fatto dei lavori, no? Sì, sì. Mi scusi, me la vuole descrivere questa casa esattamente dove è in via Carruba? Comunque salendo comunque della zona della Cezza. Salendo nella zona e poi porta per Figarazzi questa, non so. E il nome non lo sa questa strada? No, il nome di che cosa, scusa? Di questa strada? No, completamente. C'è qualche campo di allevamento di... La gallinella, diciamo. La gallinella. Cioè? E che cos'è? Ma ci dico, il gallinello dove vendono uova con galline e cose varie, va. Lei sa se il signor Campanella Alfio abbia qualche deposito, qualche locale? No, completamente. Soltanto è un negozio di ferramenti che lavorava... Ecco, oltre a questo negozio, lei sa se ha qualche altro? No, completamente. Non lo sa. Va bene, non alzo domande. Avvocato Gozzone. Evitare così equivoci. Senta, sia così buono, ce la descriva questa casa dove ha fatto i lavori, a prescindere della via, del nome. Comunque la via non lo so, comunque. Sì, per lasci stare la via, ce la descriva finalmente. Quante stanze ci sono? Comunque per la Cezza. No, ci descriva la casa, il primo piano, secondo piano, ce la descriva. No, era una villetta così. La descriva. Una villetta era. Quante stanze? La descriva dove c'erano sotto e sopra, c'erano 2 o 3 stanze sopra e un salone di sotto grande. Bene. Possiamo licenziare il testo, può andare, grazie. Ma mi pare che abbiamo finito, c'è più nessuno. Rinviamo a domani mattina a ore 9:30 e seguenti. Signor, buonasera. Quali richieste di integrazione le facciamo alla fine dell'esame delle riscosse? Sì, perché dovranno essere ammessi ai sensi dell'articolo 507. Ma questo avverrà domani o anche lunedì è previsto? Come dice? Questo avverrà domani? No. Prima esauriamo i testi che ci sono nelle liste di tutti quanti, poi assegneremo un termine per la indicazione dell'attività istruttoria.